Bentrovati telespettatori di Teleiato per l'odierna edizione di Teleiato Notizie. Noi siamo Francesca Scaglione e Carmelo Di Gesaro del portale palermitano www.fascioemartello.it. Abbiamo deciso di aderire all'iniziativa Siamo tutti filomaniaci perché riteniamo che oggi la libera informazione vada tutelata, specialmente quando va di pari passo con un ideale di legalità e soprattutto che quando si cerca di combattere la mafia. E Pino tutto questo lo fa in maniera eccelsa e quindi abbiamo deciso di sostenerlo e di offrirgli la nostra solidarietà. Passiamo alle notizie. Sfiorata la tragedia incontrata a Guastella, territorio di San Giuseppe Jato, trovato un ordigno bellico durante la trebbiatura di un terreno. Gli artificieri della Polizia di Stato l'hanno fatto brillare. Vediamo il servizio con i particolari. Un ordigno è... Oggi vi presentiamo il libro Facce da candidato con Carmelo Di Gesaro e Francesca Scaglione che sono coautori. Pensate che ci sono anche facce da candidati e lasciamo all'immaginazione la continuazione da parte dei nostri telespettatori, anche da Partenico, tipo Il Paradiso può attendere, oppure Totò Bono. Carmelo Di Gesaro e Francesca Scaglione sono gli autori, si dice autori, del sito www.fascioemartello.it. Devi sapere, guarda, che non te lo sto dicendo per piaceria, ma è da qualche anno che io dico che il miglior partito che ci può essere è Fascio e Martello a 360 gradi. Hai sa bannare da banna, anche perché diciamo non è che cambia tanto, no. Fascio e Martello, io mi ricordo qualcuno disse una volta, dice oggi talmente siamo così strani che se ti guardi un po' a destra tocchi la tua sinistra, e quindi Fascio e Martello era il nome perfetto alla cinese, diciamo. Abbiamo concretizzato questo concetto in due parole, Fascio e Martello. Dovete sapere, ma loro non lo dicono, che si amano, non è così? Sì, ma questo diciamo non c'entra niente con il sito. L'amore è una cosa bella che va superiore, Va al di là, ecco. Del sito. Certo. Supera anche il sito e supera qua i volti paradisiaci che avete messo in questo. E come mai ritirate questo libro? Questo libro nasce da un'idea, diciamo, molto lontana, cioè noi sono 10 anni che collezioniamo i santini elettorali. Insieme a Bibi Bianca abbiamo detto, ma se così perché al termine della campagna elettorale non li facciamo vedere a tutti, anche quelli che non hanno il computer? E quindi è nata l'idea di stampare appunto facce da candidato, che sul sito però è facce da candidato, cioè ti lascia pensare dopo i puntini cosa ci va, e li abbiamo raccolti. Siamo sicuri o capemo, va? Sì, no, vabbè, io voglio essere raffinato. Li abbiamo raccolti in 48 pagine, dove abbiamo fatto una parte che è un po' l'archivio storico dei nostri volantini, che quindi 16 pagine. Tutto il resto invece è sulla campagna attuale, quindi ci sono anche alcuni candidati delle vostre comunali partenicesi, e che sì, abbiamo visto Il Paradiso, abbiamo visto, diciamo, uno che è Angelo, uno che è sempre vivo, uno che è Bono. Diciamo nella seconda parte, appunto, quindi ti stavo raccontando, c'è una parte dedicata alle provinciali con i commenti dei nostri visitatori, quindi qua dentro trovate sia dei commenti nostri che il racconto anche di chi queste facce giornalmente le vede e ogni tanto dice aspetta che ti venga a commentare. Diciamo una cosa, Francesca, che alla fine è un'idea molto originale, anche perché ci sono quei candidati che con, diciamo, la loro, come si chiama, dizione, che ci mettono, cosa ci scrivono? Slogan. Oh, con lo slogan sono bellissime, per esempio ne abbiamo una qua a Partenico che dice basta con le parole, adesso passiamo ai fatti. Noi abbiamo un candidato a Palermo che sul suo manifesto ha scritto non aggiungo altro. Quindi vi superiamo, penso. Ma io ne leggo uno che è sempre vostro, che in provincia ogni luogo non è comune. Che vuoi dire? Che vuol dire? Ne abbiamo tanti, tornando un po' indietro possiamo riferirci anche a dei candidati come Cintola, per esempio, che definisce il voto rivolto a lui il voto utile. Più che inutile. A parte le battute, diciamo che tra le altre cose ti devo dare una notizia. A Partenico erano 380 i candidati al Consiglio Comunale, c'è chi ha raccolto
i fiorini, perché qua è diventata come la Panini, cucciucavo battone, tu te lo ricordi? Ma io ti posso dire di più, che il Vangelo condanna coloro che si sono arricchiti sul lavoro degli altri e per la legalità. Candidato santo e beato Marcello De Mieri. Ne facciamo leggere una a Francesca di queste graziose, vediamo quale ti ha colpito a te. Questo qui Cardillo che dice lo sport e il fitness, le risorse energetiche e la scuola. Tutto qua. Cardillo. Vota Cardillo. Cardillo che in siciliano è anche l'uccello, quindi c'è sempre un gioco che dobbiamo stare sempre dietro. Sì, oppure possiamo citare anche Gaspare Semprevivo che sul suo volantino dice di essere contro i privilegi, però con 2 G. Sono tanti i privilegi della politica, la casta, e quindi lui lo sottolinea nel suo volantino. Noi abbiamo visto un Filippo qua con 3 P. Noi avevamo già con Mo, c'era la tipografia che aveva sbagliato il volantino, ci aveva messo una N in mezzo. Dove si può trovare questo libro? Allora, in tutte le più importanti librerie di Palermo, tranne la Feltrinelli che non ci ha voluto, e poi sul nostro sito web lo potete acquistare e chi lo compra da fuori Palermo, le spese di spedizione sono comunque gratuite. Costo? Costo è di 8 euro. Manco per farlo, Manco per farlo, 8 euro oggi che ci mangi? Un panino, un caffè, una lattina di una cosa di patatine, quindi voglio dire. Mentre ti puoi fare un sacco di risate con queste facce di Beatangela, che di vampiri, diciamo pure che ci sono i vampiri, facciamolo vedere i vampiri. E a parte il fatto che poi diciamo verranno riprese un po' nei particolari, ma guardate che faccia ma come si fa uno con una faccia così a candidare? C'era un candidato una volta che era Francesco Crescimanno che fece il volantino ideale, che era non una faccia ma un uomo che faccia. Questi non ci hanno pensato sopra a questa riflessione. L'esperienza di oggi sul Teleteatro Notizie. È stata un'esperienza bellissima che mi è piaciuta e sicuramente mi piacerebbe anche ripeterla in futuro, quindi anche rubarti un po' il lavoro. Io già mi demetto. Pino, continua a farti minacciare, così noi ti possiamo sostituire sempre. E siamo con te. Io volevo ringraziare tutti gli altri ragazzi che oggi non sono venuti per questioni anche di spazio. Li voglio citare, sono Claudio Colletti, Jimmy Accardi, Francesca Picciurro, Roberta Scaglione, Teresa Reale, Tiberio Cantafia, lo stesso Bivi Bianca, Gianfranco Bono che collaborano quotidianamente con noi e Fabio Barbera che è uno dei nostri autori pericolosi. Noi vi ringraziamo per questa collaborazione e questa iniziativa. Tra le altre cose dobbiamo dire che ci vediamo sempre spesso e ci scusiamo con te per non essere stati presenti alla presentazione del libro, ma eravamo qua in piena faccia di Candidato. erano tutte candidate. Tranquillo, la rifaremo per Teleteatro.